Stasera nonna a Milano fa una bella polpetta che è la napolitana. Incominciamo. Ci serve macinato, un po' di pollica di pane, si mette nell'acqua come sappiamo, si bagna, poi si preme, si spullica come si dice a Napoli, si sbriciola, mettiamo le uova. Ma uno ne abbondiamo, 3. Mettiamo sale, pepe, un viscudato oppure tosino che sarebbe un prezzemolo. Abbondiamo, poi ci vorrebbe un po' d'aglio, ma il nonno non lo mette perché non piace quasi a tutti. Allora voi se lo volete lo mettete. Formaggio, abbondiamo il formaggio, fa bene alle ossa. Adesso impastiamo. Ora, le polpette abitualmente a casa mia quando ero giovanotto si facevano al martedì e al giovedì. Allora io invece di fare le polpette faccio le polpettine piccole perché devo farvi una sorpresa. E adesso mo a friggere, andiamo a friggere nell'olio di Napoli. Polpette pronte. Ma tu che ti mangi a Napoli a Rumenico? Un ragù e polpetta, ma nonno mi fa mangiare una bella cosa, stai qui di me. E sto facendo una bella ruota di carro. Ragù, abbondiamo sempre, provola. A ricotta, però che sia la fruscella, numero 1. E per finire, cassa proprio la rumenica, la polpetta. E per chiudere, parmigiano. Andiamo al forno. Che sia rota di carne, una orecchia a destra e una a sinistra. Viene. Ma basta che viene. Voglio, ci manca ancora una cosa. Un profumo in Napoli. Ecco qua.